Rieccoci a Primus Inter Pares, ultima parte, programma TV7, vi ricordo che siamo in diretta del mercoledì sera, siamo in diretta sulla pagina Facebook, vi ricordo anche che il 7 marzo per il terzo anno consecutivo organizzeremo TV7 Friend, uno spettacolo a scopo di beneficenza per l'isola che c'è al Gran Teatro Geox, lo pubbliciteremo in queste giornate, quindi davvero acquistate i biglietti perché sarà davvero una serata simpatica, divertente, ma soprattutto il ricavato verrà dato a chi ne ha veramente bisogno. Abbiamo il sindaco di Padova, Sergio Dalli, abbiamo parlato di tante cose, siamo arrivati a parlare del volontariato. Allora abbiamo detto dal Presidente della Repubblica che viene, Padova, città del volontariato, è una bella soddisfazione. Molto bella, e lo ripeto per l'ennesima volta, lo dico sempre, non è un merito mio, non è un merito assolutamente politico, è un merito dei padovani che hanno lavorato per anni e anni in maniera incredibile sotto tutti gli aspetti, culturale, ospedaliero, abbiamo 6.250, Padova e provincia, 6.250 associazioni. Quando dico a livello nazionale che abbiamo 6.250 associazioni, mi guardo come dire, hai detto un numero sbagliato, non è giusto, 6.250 organizzazioni di volontariato, è incredibile. Se Padova veramente perde le associazioni, Padova chiude. Ma Padova chiude, ma attenzione, ieri facevo con il Presidente del CSU Lecce, facevo delle considerazioni. Il volontariato si esprime al massimo quando nel territorio c'è il massimo di qualità, cioè non è succedaneo a interventi dello Stato, della sanità pubblica o di altre cose, è dove funziona meglio lo Stato, funziona anche meglio il volontariato, per cui è un accrescimento culturale operativo sotto tutti gli aspetti. Questa è una cosa molto importante, non deve essere visto come la sanità non ce la fa per cui interviene un altro, no, questo è un arricchimento ulteriore, per cui Padova è forte anche per questo motivo. Come abbiamo detto prima, la sanità a Padova è importantissima, in teoria non serve volontariato nella sanità, invece ce ne sono tantissime organizzazioni, da AVO a tantissime altre che si occupano della sanità, per migliorare ulteriormente la sanità, questo è molto importante. E io sono orgoglioso che Padova è la prima volta che una città italiana è capitale del volontariato a livello europeo. E il prossimo anno, 2021, sarà Berlino, per cui è una cosa importante. Se Padova oggi, quest'anno è capitale del volontariato, il prossimo anno è Berlino capitale del volontariato. Per cui non sto dicendo che è Padova uguale a Berlino, ma in termini di qualità vuol dire che è una città importante. Io sono contentissimo che venga il Presidente della Repubblica. Ci ho lavorato moltissimo, nel senso ho chiesto... Però non mi scusi se la interrompo, Sindaco, non fa la visita alla città, viene esclusivamente solo per il volontariato, giusto? No. Perché ho letto che viene solo per l'anno del volontariato e sta poco a Padova. No, arriva circa alle 11 in fiera. La mia idea è iniziare a portarlo al Palazzo della Ragione, non è fattibile perché il Palazzo della Ragione ha come capacità 800 persone. Siamo già in difficoltà in fiera, penso supereremo 5.000 persone, perché sono tutte le associazioni che hanno piacere di vedere il Presidente, hanno piacere di sentire il Presidente cosa va a dire sul volontariato, per cui abbiamo difficoltà in fiera, per cui oltre a stare in fiera, in fiera, dopo viene a vedere la Cappella Scovegni, viene a vedere il Palazzo della Ragione, e dopo va in visita al Santo, per cui fa anche una visita, anche alla città. Ma ovviamente in termini personali, non in termini... Avevo sentito che veniva appunto, perché rimane poco, ho sentito che fa... Tutto il rispetto pubblico sta circa un'ora in fiera, poi certo. Più nella visita della città. Sono orgoglioso che venga a Padova il Presidente della Repubblica, che stimo moltissimo. Certo, e ora parlavamo del volontariato e anche, oltre per via della cultura, oltre al volontariato è anche giusto ricordare le mostre che ci sono, dal Belzoni, Van Gogh, e lei è stato recentemente in Olanda, ne arriveranno delle altre, quindi una Padova che sotto il profilo culturale davvero sta crescendo in maniera esponenziale. Io ho un assessore bravo, Andrea Colasio, sono molto contento. Si impegna molto,
ha una persona di cultura eccezionale che si sta impegnando in tutti i sensi. Sono grato anche a tutti gli sponsor che troviamo nel nostro percorso. Devo dire anche che, ad esempio, adesso c'è anche Palazzo, la Fondazione Albano sta facendo una mostra importante in collaborazione con noi. Qualsiasi cosa porta a Padova in turismo, cultura, a me va bene tutto. Stiamo aiutando e cercando di far sì che Padova cambi in maniera importante, anche come immagine nazionale, perché Padova è una città europea. Ne sono convinto che questo non è per portare acqua al mio mulino. Padova è una grande città. Certo. Bisogna rendersi conto di questo. Io sono molto ottimista. A luglio del prossimo anno avremo la risposta definitiva, lo sapremo già a maggio, dopo a luglio sarà sancita in maniera definitiva. A maggio già sapremo se abbiamo la capacità di essere città UNESCO. Sono molto ottimista, sarebbe un grande balzo in avanti. Senta, Sindaco, l'anno del volontariato sarà dunque tutto l'anno che sarà dedicato a gran parte del volontariato, con molti eventi, molti incontri, insomma, proprio in merito di questa città del volontariato, come è stata definita Padova per quest'anno. Già il 7, 8, 9 sono 3 giorni importanti in continuazione di eventi. La cosa importante ovviamente è la visita del Presidente della Repubblica, ma continuerà tutto l'anno, anche il prossimo anno. Questo per contagiare le altre città. Verranno quelli di Berlino, quelli che ambiscono a essere capitale del volontariato nei prossimi anni, che cercano di capire come fare, Padova ha una grande responsabilità in questo senso, contagiare altre città, perché diventano tutte, anche le altre città, non siamo gelosi. Quello che abbiamo imparato, quello che sappiamo fare, è giusto trasmetterlo agli altri, in modo tale che il volontariato sia un bene comune, veramente un bene comune di tutta quanta la società italiana, e Padova può fare questa cosa. Certo, se in chiusura devo dare un dato molto positivo, sono i numeri positivi per il servizio del Night Boots. Ce ne vorrebbero altri, perché tutti sono felici di questo servizio che il Comune ha messo a disposizione, che era in via sperimentale, poi tra l'altro invece sarà mantenuto, perché è un servizio importante. Penso che i più grati di tutti sono i genitori, no, insomma, è bello, ma anche gli studenti, i giovani, è un'esperienza molto importante. Devo dire che è costoso, però è un servizio importante. E che aiuta e che salva qualche vita. Eccolo qui, lo vediamo ora inquadrato, eccolo qui dunque. E che salva anche qualche vita, perché sì, per i ragazzi dopo sera, funziona bene, è un grosso successo, sono contento, siamo contenti di averlo fatto e continueremo. Ricordo che in questo caso l'università sta collaborando con noi, per cui i costi vengono divisi tra università, ringrazio il rettore, e l'amministratore comunale. È una cosa importante che sta funzionando molto bene. Va bene, siamo arrivati in chiusura, tutto a posto, Sindaco? Padova è una città spettacolare, c'è poco da fare, ogni giorno che passa è come con mia moglie, mi innamoro sempre di più di Padova anche. È bella, poi adesso che la sta vivendo da Sindaco, penso che la vivo in maniera diversa. Riesce a conoscerla in maniera a 360 gradi, in maniera importante. Io pensavo di conoscere Padova, non la conoscevo, la vedo adesso nelle piccole pieghe, nelle cose, nelle piccole... È veramente una città, una grande città. Sicuramente. Va bene, siamo arrivati in chiusura anche di questa puntata. Sindaco, davvero grazie come di consueto di essere intervenuto a Primus Inter Pares. A Padova tutto bene, io delle volte così dico, ma perché va tutto bene con il sindaco? Perché va tutto bene, dicono, quindi non c'è motivo anzi, assolutamente. Anzi, lui riesce proprio, come da bravo presidente della squadra di calcio, l'ha sempre fatto, insomma. Padova non è difficile a Padova. Adesso che sono in chiusura lo posso dire, anche nei momenti drammatici del calcio Padova, dove tutti piangevano una volta una gara, ricordo dopo una sconfitta con la Reggiana, tutti erano in stato confusionale, il presidente, il direttore, tutti, lui è riuscito a mantenere la calma anche lì, quindi è una caratteristica. Me lo ricordo ancora il
di Ravanelli che è passato in mezzo alle gambe di Ottone è andato, No, ma si ricorda che poi all'uscita c'erano 3.000 che contestavano, vero? Beh, se me lo ricordo. Che però io ricordo. Ma queste cose aiutano a crescere. Sì, no, io ero assieme dei formativo. giocatori, io ricordo perché ero assieme dei giocatori, visto che oggi festeggiamo i 110 anni del Padova, e c'erano quei giocatori che chiamavano mercenari proprio dopo quella partita lì. È stata una tragedia perché sono uscito con un giocatore che era un mio amico e uscendo c'erano 3.000 tifosi di tutti i colori, però insomma lei è riuscito a mantenere la calma anche in quel frangente, anche se dopo avete fatto un po' di confusione perché Con l'allenatore abbiamo sbagliato, abbiamo uscito il nome sbagliato, è vero, però anche questo aiuta a crescere. Ah beh, certo, è da lì che si cresce. È lì le cose facili sono capaci tutti di fare, le cose difficili un po' più. Però dà molta soddisfazione. Ecco, come fare il sindaco di Padova credo dia delle grandi soddisfazioni. È un onore, un grande onore. Sia un grande onore davvero e sia anche un grande complimento per una persona diventarlo. Grazie signor sindaco di essere con noi. Grazie a tutti gli io do appuntamento invece ai nostri telespettatori a mercoledì prossimo con un'altra puntata di Primus Inter Pares. Buonanotte.